Mario vive, vive con altre 4 persone. Questa è la forza che mi dà. E poi ho la fortuna di avere la figlia che mi ha fatto 2 nipotini splendidi e mi daranno la forza di fare il nonno. È il giorno del dolore dopo la morte di Mario De Marchi a 39 anni, il giorno delle parole e dei ricordi. 4 le persone che grazie alla donazione dei suoi organi aiuterà compatibilmente all'autopsia che verrà eseguita martedì prossimo. La fine assurda che gli è toccata e che segna le vite della sua famiglia e dell'intera comunità che le si stringe attorno. Anche tutta la vicinanza delle persone che si fa forza, quello è. Perché ovviamente noi difendiamo il nostro Mario, è il nostro, cioè. Però quando senti che tutte le altre persone, anche che non conoscevo, pensano la stessa cosa nostra, dicono le stesse cose nostre, cioè dice è il Mario nostro è il nostro di tutti, come era con noi era con gli altri, quindi è anche un male per tutti. Nessun pugno, Mario è morto per una spinta violenta. A stabilirlo la procura dopo le indagini e l'ascolto degli 11 testimoni presenti la sera dell'11 ottobre alla sagra di Fontigo di Sernaglia della Battaglia nel fatidico momento. Intanto il musicista e cabarettista 62enne Fabrizio De Poi è indagato per omicidio preterintenzionale. Non volevo ucciderlo, avrebbe detto il suo avvocato. Ripensando a quella sera... Lasciamo stare tutto di quella sera. Non ero presente, forse per fortuna, però cioè, no, incredibile, impensabile, non so neanche, sconvolgente, non so, non saprei. Certo Mario non c'è più, sarà dura perché era tanto, era tutto, era grande. Che lei di questa persona che l'ha colpito non vuole sapere, No, ma anche se fosse qua per me, io non lo vedo, cioè non lasciamo fare a chi di dovere, tanto sì, non è di certo il mio parere o quello che penso che cambia, quindi lascio a chi è più esperto e mi auguro solo che sì, faccia quello che deve fare.